treno da Padova a Venezia, Treviso, Vicenza, ma anche centri minori, raggiungere l'aeroporto Marco Polo di Tessera in treno. Questa era solo alcune di quello che, come dire, proponeva e si prefiggeva un piano regionale appunto per la metropolitana di superficie del Veneto, proposto ormai da 30 anni. Come si diceva, un progetto che resta ancora per molta parte sulla carta, ma era un progetto sicuramente valido 30 anni fa forse. Luigi Lazzaro, inizierei da lei, perché voi come Lega Ambiente insomma, diciamo, siete molto attenti a queste cose, sia per quanto riguarda i pendolari, sia per quanto riguarda appunto l'ambiente. Il non completamento, diciamo, fino adesso, cosa ha comportato? Beh, devo dire che ne abbiamo parlato molto poco tempo fa. A aprile siamo usciti con un dossier che parla dell'inquinamento atmosferico, quindi di un problema anche per la salute di rilevanza, insomma, notevole, dove abbiamo colto l'occasione per segnalare tra i fallimenti, diciamo, che così vogliamo definire, dello sviluppo del trasporto alternativo al trasporto, diciamo, su gomma, l'SMFR, che attendavamo perché per noi, insomma, lo diamo come ormai un progetto fallito e chiuso e finito, e bisogna pensare ad altro. Lo attendavamo da 28 anni, non è mai arrivato. Un treno ogni 15 minuti o un autobus, un'integrazione ferro-gomma regionale, insomma, un ragionamento molto lungimirante. Questo sicuramente per l'epoca in cui è stato pensato va dato atto, che però non ha visto negli anni a seguire nessun neanche trend, noi diciamo, di cambiamento, di investimento, invece di idea, di percorso su cui sviluppare invece la politica trasportistica del Veneto. E per noi è molto rilevante perché l'averlo messo in un dossier che parla di aria, di inquinamento, di salute, di qualità della vita, rende chiaro come tra le tante cose che si possono fare e non si fanno c'è cambiare rotta, mollare il modello di sviluppo legato alla trazione, diciamo, su gomma a motore a diesel. Non lo diciamo noi, lo dice l'Europa, insomma ce lo ha chiesto, siamo in procedura di infrazione come paese e anche molte città del nord-est e qui in Veneto, e quindi ce lo chiede l'Europa. Dobbiamo agire sul traffico veicolare, limitare soprattutto i motori diesel, insomma questo è l'origine principale, quello che ci dice l'Europa, su cui intervenire, oltre che sugli altri ovviamente fonti di emissione, riscaldamento e via discorrendo, ma quello del trasporto è un tema fondamentale e abbiamo bisogno di incrementare. Perché secondo voi non si dovrebbe proseguire invece nel cercare di raggiungere comunque gli obiettivi del sistema ferroviario metropolitano? Sarebbe il caso di aggiornare la progettazione sicuramente, di rimettere sul tavolo ciò che è stato fatto e come è stato utilizzato. Ad oggi, insomma, a noi, insomma, sembra, come dire, tanti parcheggi vuoti, tante strade sottopassi realizzati per fluidificare. Molto di questo è anche servito alla circolazione, ci mancherebbe che gli interventi non abbiano portato sempre ogni anno quel po' di miglioramento, ma sono miglioramenti che noi diciamo vanno troppo a rilento. Insomma, qualche anno fa dicevamo fateci uscire dalla preistoria rispetto al trasporto ferroviario, e crediamo che, insomma, siamo ancora lontani dall'uscire da un'era, insomma, che si basa su presupposti sbagliati. Ecco, allora noi oggi abbiamo incontrato l'assessore alla mobilità e ai trasporti della Regione Veneto, Elisa De Berti, l'abbiamo incontrata e proprio a lei abbiamo chiesto allora che cosa è stato fatto fino ad oggi e insomma qual era il progetto e che cosa è stato fatto. Sentiamo. Diciamo che è un piano sostanzialmente che disegnava il sogno perfetto. Sono stati fatti diversi interventi su questo piano e tanti li stiamo facendo. Un po' di rammarico ce l'ho per il messaggio che è passato in questi 2 mesi. La Regione getta nel cestino la pianificazione dell'SFMR. La Regione non ha gettato nel cestino la pianificazione dell'SFMR, la Regione ha semplicemente deciso di superare quelle che erano
le fasi dell'attuazione dell'SFMR, quindi non seguire una rigida attuazione di questa pianificazione, ma cercare di dare pari dignità a tutti i cittadini della Regione Veneto. Questo piano prevedeva la soppressione di tutti i passaggi a livello del Veneto, ne avevamo 400, adesso ne abbiamo 300, solo per farvi un esempio il 50% di questi 300 sono limitati a 3 linee, alla Rovigo-Verona, alla Rovigo-Chioggia e alla Adria-Mestre, che nella pianificazione delle fasi, così come era stato pensato 30 anni fa, sostanzialmente dovrebbero arrivare per ultime come linee dove si dovrà eliminare i passaggi a livello, cosa che io vorrei assolutamente superare. C'era l'adeguamento delle stazioni, sono state adeguate 9 stazioni, c'era l'acquisto di nuovi treni, perché nella pianificazione si parlava di acquisto di nuovi treni, abbiamo acquistato ad oggi 24 treni nuovi e inoltre l'11 gennaio abbiamo firmato con Trenitalia il nuovo contratto dove tra il 2020 e il 2023 verranno consegnati altri 78 treni nuovi, quindi sostanzialmente tutto il parco rotabile della Regione Veneto in materia ferroviaria verrà assolutamente rinnovato e i treni arriveranno ad avere un'età media inferiore ai 5 anni. Ecco, questa è una parte ovviamente dell'intervista. Simonaggio, Lazzaro dice per noi il progetto, diciamo, sostanzialmente va aggiornato e superato, la Regione però dice noi non abbiamo abbandonato il piano. Proviamo a dare un inquadramento a questo fatto con dati oggettivi. Dunque l'idea dell'SMFR entra nel piano regionale dei trasporti nel 1985. Ogni ascoltatore che ci ascolta è in grado di dire dopo 32 anni, se tenete conto che una programmazione che è vecchia di 32 anni avrebbe bisogno quantomeno di un aggiornamento, ma poi se non cammina è un bel problema. Abbiamo speso più di 1 miliardo di euro, la progettazione ne prevedeva una disponibilità e una spesa di 5 e molto probabilmente aveva previsto 4 fasi. La prima fase era il cosiddetto Veneto centrale, dove c'è la maggiore presenza di pendolarismo, quindi vuol dire il quadrilatero praticamente Mestre, Padova, Treviso, Castelfranco, e lì era previsto il raddoppio delle linee dove sono linee a binario unico, nuove stazioni, parcheggi adeguati, l'eliminazione attraverso dei sottopassi di troppi attraversamenti a raso, dicendo poi facciamo un'operazione, questa doveva essere completata nel 2001. Tutti noi abbiamo in mente ancora una campagna elettorale dell'allora governatore del Veneto Giancarlo Galan, tra l'altro nel mio paese dove adesso abito, Vigo Varzare, con in testa il berretto da capostazione, con sta paletta in mano, era un manifesto elettorale, lo ricordo perché ero allora il segretario della Camarolo di Padova, e diceva tutti in carrozza si parte, promettendo che nel 2001 avremmo avuto il completamento della prima fase. Quindi per molti anni siamo andati avanti con l'idea che c'era un ritardo. In realtà la seconda, la terza e quarta fase di cui parla anche l'assessore, la quarta era quella di Vicenza-Verona, insomma l'area diciamo più a ovest della regione, se per la prima fase siamo in termini di realizzo intorno al 70%, la seconda, terza e quarta fase siamo tra il 3, il 2 e il 5%, quindi siamo molto lontani da un'ipotesi di sviluppo armonico. Nel frattempo anche alcune esigenze cambiano, io ne cito una ma per comodità. Se a Porto Marghera negli anni 80 lavoravano 50.000, 80.000 lavoratori, oggi il numero è notevolmente diverso, in riduzione, ci sono poli nuovi dal punto di vista dei bisogni e quindi insomma se tu fai un piano negli anni 80 e non lo realizzi in tempi adeguati cambia anche in parte i motivi del pendolarismo. Poi abbiamo, l'ha già detto Casen, lo condivido, un contratto capestro, è giusta la parola capestro perché in realtà lì c'è un contratto che anche se acquisto un treno c'è una royalty che va al progettista, cioè ci sono delle cose insomma difficili da comprendere, da spiegare, fatto salvo che è tutto comprensibile se si mette in una logica in cui chi ha fatto quel contratto lì forse doveva meglio, diciamo così, tutelare l'interesse. E chi l'ha fatto quel contratto? Chi ha firmato quel contratto? Dunque quel contratto lì siamo negli anni 90, quindi è la stagione del primo governo Galan e mi pare che l'assessore ai trasporti all'epoca
sia la prima fase di Renato Chiso, però vado a memoria, potrei anche sbagliarmi. No, Galan viene più tardi. Ai trasporti. Un po' più Dunque Galan tardi vince le elezioni nel 95. Sì. L'assessore dei trasporti 95-2000, nel 95 è Bazzoni, Raffaele Bazzoni. Colpe magari, Comunque è di quell'epoca là. E quella è l'epoca. Epoca Poi Galan. io divento segretario regionale di trasporti nel 2007 e ricordo all'epoca i primi incontri in cui mi viene detto più volte, di fronte all'insistenza che mettevo per dire ma completate almeno la prima fase in modo che almeno dove abbiamo il grosso del pendolarismo, anche perché completata la prima fase, se questa cosa funziona, diventa anche, come posso dire, un elemento emulativo per sviluppare anche le altre fasi. I maligni dicono che non si è sviluppato il servizio ferroviario perché la Regione era molto impegnata nell'operazione di Prosi, Finanzi e altre operazioni autostradali, come a dire, se tu stai a curare gli interessi delle autostrade e di tutto quello che ruotava intorno a questo mondo, poi se abbiamo qualche minuto ci ragioneremo, perché uno dei primi provvedimenti del Zaia è quello di incaricare una commissione di studio per esaminare i primi 7 progetti di finanza e progetto che valgono più di 7 miliardi di euro, che sarebbe 4 volte la pedemontana dal punto di vista dei problemi anche dello scasso dei conti pubblici della Regione. Ma è indubbio che se tu pensi, insomma, tu devi decidere come trasporti le persone. Se decidi che fai linee ferroviarie di forza, soprattutto per i collegamenti per il pendolarismo regionale, è chiaro che ti servono meno autostrade. Se tu invece pensi che li trasporti con l'autostrada, è meglio ritardare lo sviluppo ferroviario. Le due cose non è che per forza sono in contrasto, ma è chiaro che non puoi fare opere faraoniche da una parte e anche dall'altra. E che siano opere faraoniche lo dimostrano molti esempi. Guardate, io ne faccio qualcuno. Se fai un parcheggio da 500 posti auto alle porte di Mestre a Mira e parcheggiano 3 auto, forse hai sbagliato qualcosa. A quel punto lì, se quel cittadino è partito da Padova in auto per andare a Mestre, non fa la rottura, si chiama rottura di carico, cioè non molla giù l'auto per fare solo 5 km con il treno. A quel punto lì finisce il suo viaggio entrando nella città di Mestre. Cioè, ma la dimostrazione è che tu dovresti fare in modo di fare delle politiche che privilegiano l'uso del mezzo pubblico. Ovviamente il mezzo pubblico funziona, più è frequente e più è capillare, non c'è barba, cioè qualsiasi, anche il più stupido degli ingegneri trasportistici ti dice fai in modo di avere una rete la più capillare possibile e con le maggiori frequenze possibili, perché se tu offri a un cittadino un treno la mattina e un treno la sera, quel cittadino sceglie perché magari deve andare a sbrigare una faccenda in un posto e poi non ha nessun senso dal punto di vista dell'economia del tempo stare 4 ore a aspettare il treno per tornare, è chiaro che lo dice uso l'auto. Chiarissimo. Allora, finisco. Abbiamo un problema di stazioni, ci sono stazioni costruite ex novo o nuove che sono chiuse da anni, c'è uno spreco di risorse pubbliche. Adesso l'indagine che ha aperto la Corte dei Conti a carico degli amministratori del tempo per lo spreco di questo miliardo, perché alla fine i sottopassi sicuramente sono serviti, hanno ridotto gli attraversamenti a raso, stazioni e parcheggi in parte no, perché quelli non è che li puoi riutilizzare, quelli o servono oppure hai sprecato, hai buttato letteralmente i soldi di tutti. Certo. E quindi è uno dei temi. Poi la De Berti introduce invece l'elemento del contratto di servizio, ma quello preferirei che ci ragionassimo, perché quello non riguarda la qualità a terra, riguarda la qualità a bordo, che è un'altra cosa. È importante, ma è un'altra cosa. Allora vorrei far intervenire anche il Presidente Calzavara, qua c'è. Sono parecchie cose. No? Mi pare di capire che il mio ruolo questa sera è di tentare di difendere l'amministrazione di centrodestra che dal 1995 al 2017 ha governato con vari presidenti, con vari assessori, con varie maggioranze, comunque ha governato il Veneto dal 1995 ad oggi, fortunatamente. Devo dire che questo piano viene da prima
della Giunta Galan, perché è un piano del 1989-90, il piano poi è stato approvato nel 1990 in Consiglio regionale, e da lì inizia l'iter per poi far sì che si trasformi in qualcosa di reale, o quantomeno di aver fatto credere che poteva diventare qualcosa di reale, perché io scinderei in due i ragionamenti, cioè quello che si dice che la politica tante volte non ha visione, e quello che poi invece è la capacità di, con chiarezza e trasparenza e responsabilità, dire ai cittadini cosa si può fare e cosa non si può fare. Allora, la necessità che ci fosse una visione complessiva del Veneto dal punto di vista infrastrutturale nel rapporto trasporto gomma-ferro credo che fosse assolutamente necessaria, e quindi quella progettazione che è stata fatta era una progettazione che teneva conto dei bisogni e molto probabilmente delle prospettive del Veneto visto nel 1985, quindi è una progettazione che molto probabilmente con pochi aggiustamenti. Piccola parentesi, proprio ieri abbiamo approvato in seconda commissione il parere per la variazione di bilancio per dare 300.000 euro per il nuovo piano nuovi trasporti, proprio perché necessita una sua revisione, però dicevo, quel piano vedeva un Veneto che di fatto cercava di mettere in connessione la Patreve, e quindi Padova, Treviso e Venezia, che era la centralità, e iniziava a creare le condizioni di una maggiore sostenibilità anche di carattere ambientale, cercando di dare delle risposte. Quello è un piano fatto in un momento in cui la politica diceva che c'erano soldi per tutti e per sempre, perché nel 1990, molto probabilmente non a caso è dello stesso tempo in cui nasce anche il MOSE, si è fatto credere che ci sarebbero stati soldi o ai comuni o alle regioni o a comunque gli enti che dovevano collaborare, perché questo, ricordo, non è un piano che deve fare solo e esclusivamente la regione, ma aveva una serie di interconnessioni tra i vari enti locali dove ognuno doveva occuparsi di alcune cose. Quindi visione c'è stata, forse non c'è stato nel corso degli anni la capacità di spiegare ai cittadini che quel tipo di risorse che erano necessarie, l'ultimo conteggio che ci hanno prospettato è di 6 miliardi il costo complessivo stimato per la realizzazione, a causa anche di difficoltà di carattere economico che l'Italia sta vivendo, era impossibile da realizzare nella sua completezza, quantomeno per fasi graduali. Dall'altra poi c'era l'aspetto del contenzioso con la ditta che è stata oggetto di lodi. Questi lodi si sono protratti nel tempo e adesso finalmente si è arrivata anche a una soluzione, e quindi una rimodulazione di quelli che erano i rapporti tra la giunta regionale, tra la regione del Veneto e i progettisti, che può dare una nuova prospettiva da qui in avanti di fare cosa? Di fare quello che si può fare, e credo che l'assessore De Berti, che è persona seria, ha nella chiarezza di quelle che sono le risorse a disposizione della regione e di quelli che possono essere gli accordi di programma che si farà con RFI, la capacità, non appena avremo questo piano, di dire ai veneti: guarda, noi siamo in grado di fare questo, questo e questo. Perché credo che sia la cosa più onesta da fare, inutile andare a prospettare di mettere improvvisamente tutti in connessione e che ogni 15 minuti ci sia un bus o un treno che ci porta in giro. Oggi è qualcosa di inattuabile in tempi brevi, ma la visione complessiva non deve mancarci, perché noi abbiamo bisogno di pensare quali sono le infrastrutture che occorrono al Veneto, soprattutto in un Veneto che da una parte deve cercare di capire che alcune aree si stanno modificando. Marghera non ha più bisogno di decine di treni, ma il turismo è un elemento centrale di quello che il Veneto è in grado di poter offrire. 67 milioni di turisti ogni anno, prima regione d'Italia, abbiamo un patrimonio che potrebbe essere messo a disposizione e condiviso col resto del territorio. Vi ricordo che solo le spiagge fanno 32 milioni di presenze turistiche, che se ci fosse effettivamente la capacità di metterle facilmente in connessione col resto straordinario territorio del Veneto, andrebbe ad arricchire ulteriormente l'offerta turistica e economica del nostro territorio. Quindi io, pur comprendendo il dispiacere di vedere queste opere non realizzate e in alcuni casi molto probabilmente errate nella previsione della realizzazione, forse quel parcheggio era da fare per ultimo. Questo che stiamo vedendo. Sì, forse era da farlo per ultimo, non per primo. Adesso sinceramente io non c'ero al tempo e non voglio addossare colpe a uno o agli altri, però
secondo me la capacità che avremo nel giro di, spero poco, di ripresentare un nuovo piano del trasporto ferroviario con quelle che sono le attuali capacità di relazionarsi con RFI e quindi anche dal punto di vista qualitativo riuscire a ricreare delle condizioni di un migliore servizio, pur mi pare di capire abbastanza buono, che abbiamo attualmente nel Veneto, ci permetterà di iniziare a mettere in connessione quello che ritengo sia l'elemento centrale, quindi la Patreve, che rimane il cuore di questo progetto, molto probabilmente speriamo possa essere il primo elemento per far comprendere dove andremo a rinunciare ai 15 minuti di cadenza, che forse era un sogno, ma di mettere in relazione trasporto, ferro e gomma tra di loro. Credo che potrebbe essere un obiettivo di medio periodo che il Veneto si merita. Allora, volevo proporre invece un altro intervento, sempre dell'assessore De Berti, con il quale abbiamo parlato anche della questione del net engineering. Sentiamo. Il contenzioso sostanzialmente era nato su una diversa interpretazione del contratto. Diciamo che l'affidamento fatto a Net Engineering sostanzialmente era un affidamento infinito che non aveva un punto di fine. Quando io sono arrivata in Regione Veneto, tutti gli investimenti sul ferroviario erano assolutamente bloccati alla luce di questi contenziosi, dove Regione Veneto sostanzialmente fino a quel momento li avevamo persi tutti, quindi anche la posizione che aveva tenuto Regione Veneto fino in quel momento non riuscivamo ad ottenere ragione dall'autorità giudiziaria. Cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di vedere se era possibile uscire da questo stallo che impediva alla Regione di avere una qualsiasi strategia sul trasporto pubblico locale futuro, e siamo riusciti a fare questo atto dove abbiamo semplicemente delimitato le progettazioni che Net Engineering avrebbe fatto. Devo anche dire che vi è stata una collaborazione totale da parte di Net Engineering, perché loro avrebbero anche potuto scegliere di andare avanti all'infinito con i contenziosi, stavano ottenendo ragione, quindi il rapporto è assolutamente cambiato, è diventato un rapporto di collaborazione. Loro faranno queste progettazioni, che sono sostanzialmente la progettazione del raddoppio della Maerne-Castelfranco, il raddoppio del ponte sul Brenta a Vigo d'Arzere, la progettazione della soppressione di una trentina di passaggi a livello con più o meno 22-23 opere sostitutive, e poi c'è la progettazione del preliminare del raddoppio della Castelfranco-Bassano in sostituzione della linea dei bivi, perché la linea dei bivi noi l'avevamo inserita come progettazione nell'accordo con Net Engineering, ma RFI ci ha detto che preferiscono progettarla direttamente loro. Ovviamente queste progettazioni vengono eseguite da Net Engineering, ma sotto la supervisione di RFI, che poi ovviamente dovrà dare esecuzione alle opere, e stiamo lavorando con RFI per avere la definizione dei tempi quando RFI inizierà i cantieri per il raddoppio della Maerne-Castelfranco piuttosto che il raddoppio del ponte sul Brenta, ma parliamo di tempi assolutamente brevi, quindi abbiamo fatto anche dialogare. Ecco, abbiamo fatto dialogare. Lazzaro, cosa possiamo dire come commenta, diciamo, quelle che sono le iniziative e il lavoro che sta portando avanti la Regione? Devo dire, sono un po' colpito di sentire che la mano sinistra non sapeva cosa faceva la mano destra negli ultimi anni, e c'è, mi pare di capire, un po' un gioco a ribasso rispetto alle aspettative sicuramente lungimiranti degli anni '80, però, come dire, una attualizzazione della situazione che ci vede ragionare a ribasso, almeno mi sembra che si voglia ragionare a ribasso. Per noi è una conferma, nel senso che i dati, come dice anche Simonaggio, parlano chiaro. Questa è una regione che, al di là del non sottovalutare l'asse Venezia-Mestre-Padova, no, diciamo che è quello che porta 30.000 viaggiatori giorno, insomma nei 150 e poco più 153.000 circa giorno che si muovono in questa regione col trasporto ferroviario, e quindi direi un nodo. Sono in calo molto, o sono importante. in crescita le persone che utilizzano? Sono in leggero aumento, era questo il ragionamento, sono in leggero aumento, ma è un aumento insignificativo, parliamo dello 0,3% in un anno, parliamo di qualche migliaia, un migliaio di viaggiatori.
ma se guardiamo le regioni limitrofe, le regioni del nord, le regioni padane, penso insomma, ad esempio alla Lombardia, i numeri certo hanno anche 3 volte di più, 2 volte di più degli abitanti, ma i numeri del trasporto ferroviario sono nettamente migliori, soprattutto dei pendolari, insomma di chi vuole prendere il treno come pendolare per muoversi nella regione. Ed è lo stesso ragionamento che vale per gli investimenti che abbiamo visto insomma, negli ultimi anni sono meramente la restituzione che fa la regione di quello che trasferisce lo Stato per il trasporto pubblico insomma, garantito, insomma, che deve essere garantito al cittadino, ma che poco ogni anno, ora capiamo perché c'erano dei contratti che saltano adesso all'occhio che impedivano altri investimenti, però gli investimenti sono sempre stati molto ridotti. Parliamo di la quota dedicata alle infrastrutture, il 93% dedicato a strade e infrastrutture stradali e il 7-8% dedicato a quello invece ferroviario. Quindi è evidente che bisognerebbe realizzare, concretizzare diciamo, più che lanciare speranze ai cittadini di fare qualcosa di migliore, insomma, certo in questi anni qualcosina si è fatto col poco che c'era a disposizione. Noi chiediamo insomma, un'inversione di rotta rispetto alle priorità. Uno sforzo maggiore. Le priorità dell'investimento da parte della regione devono essere legate a quelle che sono anche le attuali condizioni del territorio. Ripeto, il tema della qualità dell'aria. Quali sono i punti più critici? Quali sono i punti più critici in Veneto per i rispetto al trasporto ferroviario? Noi quest'anno ad esempio abbiamo segnalato tra le 10 peggiori linee d'Italia anche la Verona-Rovigo, che è una linea veramente in sofferenza, con aumenti nei tempi di percorrenza negli ultimi anni addirittura, con pochi mezzi scadenti, insomma sempre la stessa minestra, ma ci sono altre linee critiche, penso alle linee ad esempio che vanno a Chioggia, sempre da Rovigo, molto critica, penso anche... Prima l'assessore infatti le citava come le linee dove sono presenti il maggior numero di passaggi a livello ancora da eliminare, no? Sì, certo, sono anche linee che al momento sono particolarmente sottoutilizzate. Un altro tema su cui ragionare è quello dell'integrazione del trasporto, anche questa non l'abbiamo vista arrivare. Ho sentito giustamente citare la grande mole di turisti che si riversa sulle coste e poi c'è ben chiaro a tutti, si sposta da quelle veneziane, si sposta a Venezia. Ancora oggi, e oggi sta diventando un problema, tant'è che il Comune di Venezia, il sindaco non riesce a gestirlo, ancora oggi questi turisti si muovono con i lancioni, insomma, no, che partono dal litorale e vanno a Venezia, una modalità che è sempre la stessa, che non è mai cambiata e che oggi ancora non ha uno sviluppo. Quindi insomma ci sono tante questioni da prendere in mano per il trasporto collettivo, direi, certo. E poi per un trasporto che sia anche sostenibile dal punto di vista ambientale. Sicuramente quando parliamo di treni non ci dobbiamo dimenticare, certo parliamo di pendolari, parliamo di utilità della linea, ma c'è anche il tema del trasporto merci che deve necessariamente prendere piede in questo territorio. Certo. Sì, il problema però è che noi stiamo pensando come risolvere i problemi e siamo sempre indietro, perché si accumulano i problemi e poi cercheremo di risolverli. Nel frattempo che riusciamo a risolvere i problemi passati, se ne accumulano degli altri. E questa è una strategia per conto mio sbagliata. Bisogna prevedere tutta una serie di situazioni e fare, ma credo che, correggetemi se sbaglio, questa ferrovia è stata fatta a pezzettini. Non è stata fatta un pezzo unico e fino a quel punto è funzionante e ha una sua logica, no? Sono state fatte delle stazioni, sono state fatte dei tratti, sono state fatte dei parcheggi che poi alla fine non servono. Perché si lavora in questa maniera? Questo ingegnere in questa grande compagnia che ha progettato tutto non poteva progettare via via che si faceva in modo tale che fosse fruibile questo tratto di ferrovia e non fatta a pezzi. Ecco perché io credo che sicuramente qualche responsabilità ce l'ha anche questa agenzia, questa compagnia che fa progettazione e naturalmente siccome i politici passano ma i problemi rimangono,
Ci sono delle responsabilità o la magistratura si è addormentata e si è svegliata ieri mattina? Io vorrei chiederlo a Ilario della CGIL. Guarda, ti do un po' di dati perché è uno degli argomenti che tocca anche la De Berti, così li socializziamo. In realtà tutte le linee ferroviarie venete sono stracolme di attraversamenti a raso. Il Bassano-Venezia, che è una delle linee di cui si discute poco ma che trasporta parecchi così, evito di parlare solo della... moltissimi bassanesi vanno a lavorare a Venezia o a Mestre e abbiamo 84, quando ero segretario di trasporti, 84 attraversamenti a raso. Adesso la De Berti dice ne eliminiamo una trentina, si concentra principalmente in alcuni pezzi che hanno già... passaggio a livello. Sì, passaggio a livello. Guarda, i passaggi a livello hanno due caratteristiche che bene che abbiamo chiaro. Per i telespettatori uno è la prima causa di morte, mi spiace dirlo, lo dico come mi viene, cioè noi, il fatto che la gente attraversa i passaggi è una delle cause di morte. Il secondo elemento è che è una delle cause della lentezza. Attenzione, perché la lentezza in un mondo che va veloce è decisiva, cioè io ho bisogno di sapere se monto in un treno, se posso essere sicuro che ho l'affidabilità per arrivare a destinazione, quindi quel treno lì è sufficientemente non troppo vecchio, insomma mi porta, e soprattutto se mi porta in un tempo ragionevole, perché se io devo essere a Venezia alle 9:30 del mattino e parto alle 6, alle 7, infatti una delle diatribe riguarda sempre quante fermate deve fare un treno, perché se il Venezia-Trento vogliamo che faccia meno di 4 ore, che è una cosa fuori di grazia di Dio, bisogna pensare forse che bisogna pensare a un regionale veloce e un regionale lento, e il veloce non fa 32 fermate, perché oggi il Venezia-Trento fa 32 fermate. Ogni fermata vale circa 7 minuti tra la fase di decelerazione. Quella di accelerazione è quella del tempo che apri. Allora bisogna decidere. Il Venezia-Trento è quello che passa per Bassano, poi fa la Valsugana. Poi sì, esatto. Allora bisogna in qualche modo che pensiamo che alcuni elementi che stavano dentro anche l'ipotesi dell'orario cadenzato aiutino. Certo che bisogna pensare, qui Casa ha posto bene il problema, cioè dobbiamo pensare a lotti funzionali e non solo lotti costruttivi, per cui se faccio lotti costruttivi metto a posto una stazione lì e una lì e non c'è dialogo, almeno di sistemare un lotto funzionale intero. Il secondo elemento è che bisogna avere una disponibilità di risorse che, ripeto, ma lo dico senza polemica, questa regione ha messo più i soldi sulle strade che sulla ferrovia, cioè lo sviluppo di questi 30 anni parla per il Veneto di strade e capannoni. Noi per molto tempo abbiamo continuato a dire prestate la dovuta attenzione ai contenuti, perché non basta i contenitori, le scatole, chiamato capannone. Non a caso adesso abbiamo in giro per il Veneto 100.000 capannoni sfitti che viene scritto vendesi o affittasi, perché sono capannoni costruiti in anni diversi con una logica diversa di quello che richiede il mercato, ammesso che ovviamente la globalizzazione ha modificato anche gli asset dal punto di vista produttivo in Veneto. Allora è indubbio che se programmo un'idea non può passare 32 anni, perché in 32 anni quell'idea lì è vecchia. Adesso con molto coraggio la De Berti, con la genuinità di cui va riconosciuto l'assessore, dice quel progetto lì non ce la facciamo, stesso Cazzavala dice è stato fatto quando c'era un tempo e c'è stato un tempo che si pensava che il debito pubblico ce l'avrebbe pagato l'Europa o comunque oggi non è più così. Allora una crescita di responsabilità ci porta però anche a dire che bisogna che la politica dica che cosa si fa, perché non è che adesso bisogna in qualche modo dare un servizio ferroviario in Veneto dignitoso, pensando anche, lo ripeto così introduco l'altro elemento, il contratto che hanno firmato con Trenitalia, adesso parliamo della qualità a bordo, che sicuramente vede quel numero di treni nuovi che dice Berti. Attenzione, è una grande battaglia vinta dai pendolari, Lega Ambiente, CGIL, tutto il mondo sindacale, perché avere treni nuovi e dignitosi è meglio che viaggiare su tradotte, certo, e quindi non ci mancherebbe altro. Però siccome bisogna pagarli i treni nuovi, bisogna che noi sappiamo che nel 2021 scatta la tagliola che bisogna assicurare al servizio che si passi da 110 milioni di euro, che costa l'attuale corrispettivo, che è quello che paghiamo tramite i biglietti, a 180 milioni.
Allora io nei panni dell'assessore, per evitare di correre il rischio che li deve mettere la regione, perché insomma quelli sono i soldi che vanno, bisogna pensare a un potenziamento del trasporto pubblico, sapendo che noi possiamo potenziarlo in 3 modi. Noi dobbiamo, se possibile, evitare l'aumento delle tariffe, perché l'aumento delle tariffe taglia utenza, quindi bisogna pensare che trasportiamo più gente. Calzavara diceva giustamente una cosa, dice per esempio pensiamo a linee dedicate al mondo del turismo. Io dico, siccome Venezia fra un po' scoppia, forse potremo portare i turisti che arrivano a Venezia magari un giorno fuori a vedersi Padova piuttosto che il lago di Garda, piuttosto che delle Dolomiti. Bisogna però che nelle Dolomiti in un giorno si possano arrivare in treno, vedere qualcosa e tornare a Venezia, perché se per arrivare alle Dolomiti è un viaggio impossibile, è chiaro che uno dice pesto su quel metro quadrato in piazza San Marco, la dico come mi viene. Allora bisogna pensare che miglioriamo l'offerta qualitativa a bordo e a terra e puntiamo ovviamente anche sui collegamenti chiamati ingiustamente secondari. Se miglioriamo il Vicenza Schio, non facciamo solo un buon servizio ai cittadini di Schio che vanno a Vicenza per lavorare, facciamo un miglior servizio all'area della regione che tutti insieme respiriamo. Certo, ricordiamo per i telespettatori che è una rete che deve per esempio, essere la linea dove abita Calzavara in questi anni qua ha avuto una crescita e può crescere ancora, però allora bisogna che ci poniamo anche il problema del collegamento con gli aeroporti, che è una cosa che uno non capisce perché uno non abbia mai pensato che forse se uno arriva al Catullo, a Villafranca di Verona o al Marco Polo dovrebbe avere una linea dedicata di treno, una bretellina che va su e giù fino al centro città, in modo che io scendo dall'aeroporto e ho un trenino che ogni quarto d'ora fa su e giù, cioè sembrano cose banali dal punto di vista, però qui non ci sono, perché gli interessi portavano in un'altra direzione. Ecco, il problema è il coordinamento, cioè un progetto coordinato per quello che è il futuro del Veneto c'è, non soltanto per quel che riguarda la ferrovia, ma anche per l'autostrada. In questa estate noi ci troveremo in una crisi autostradale che è mostruosa. Io penso che bisognerà incominciare, se non c'è il treno, a pensare alla 4ª corsia, forse la 5ª, perché quando comincerà il traffico, visto che le destinazioni all'estero sono a rischio, quindi la gente tende a non andare più all'estero e passare le vacanze in Italia, noi dovremo approfittarne, ma allora c'è un coordinamento, prego. Allora provo a partire un po' più da distante, sì, perché tutte le buone intenzioni, ho capito nel corso di questi primi 2 anni in Regione, devono poi trovare corrispondenza con le risorse economiche. Questi ultimi 8 anni ormai di giunta Zaia è stata fatta una scelta ben precisa, la non applicazione dell'addizionale IRPEF, che le precedenti giunte in qualche modo garantiva un gettito tra i 300 e i 350 milioni all'anno. Quindi in 8 anni la giunta Zaia, oltre a tutto il resto che si può ulteriormente tassare i veneti, ha deciso di lasciare 2 miliardi e 400 milioni in tasca ai veneti, perché è una scelta, è un momento difficile per i veneti, non possiamo ulteriormente tassarli, quindi riduciamo le risorse a disposizione che la Regione ha, perché riteniamo che sia più importante lasciarli nelle tasche delle famiglie dei veneti. Torniamo a questo progetto. Si parlava prima di 6 miliardi complessivi. Oggi l'assessore De Berti, per la manutenzione delle strade, di tutte le strade del Veneto, non per la costruzione, per la manutenzione, ha ogni anno 15 milioni di euro. 15 milioni di euro sono niente, perché di questo stiamo parlando, di questo tipo di risorse che abbiamo a disposizione. Il progetto a cui faceva riferimento la soluzione dei sottopassi, questi nuovi treni, costa 110 milioni, gli stessi 110 milioni a cui faceva riferimento Simonaggio, ma sono 2 cose diverse. 110 milioni, quasi 80 li mette RFI, la Regione si impegna negli anni a darne 30. Stiamo parlando di briciole rispetto alla necessità
per completare un progetto come questo. Molto probabilmente bisogna iniziare concretamente a capire se ci sono delle risorse, ad esempio in Europa, ma arrivare in Europa con stralci funzionali. Cioè io vado e garantisco che le risorse che trovo e che mi vengono finanziate dall'Europa iniziano a far comprendere qual è il disegno complessivo. Un disegno complessivo che ci vorrà più anni, che molto probabilmente dovrà tener conto in questo nuovo piano ferroviario delle nuove necessità dei veneti, ma di avere anche il coraggio di iniziare a fare delle opere che in alcuni casi devono andare contro, perché poi qui siamo tutti quanti a volere infrastrutture, ma bisogna avere anche il coraggio di andare contro i comitati del no, perché ogni volta che progetti un'infrastruttura parte il comitato del no. Allora se facciamo un collegamento che parte dal Marco Polo e arriva lambendo la laguna fino alle spiagge, io vorrei essere sicuro che tutti siamo d'accordo. Perché è troppo facile dire che occorre e dopo quando inizi a sbancare arriva il comitato del no piuttosto che il comitato dei proprietari. Riteniamo che il ferro sia la soluzione per avere meno macchine? Sì, Lega Ambiente, che è la tutela del paesaggio e del coso, firma per primo un tracciato che ci porta il trenino fino a Caorle e fino a Jesolo. Queste sono le scelte che altre regioni hanno fatto, perché l'Emilia Romagna, che è di un altro colore rispetto a quello della regione del Veneto, quando ha deciso di fare la fiera, ha spostato la fiera che ha a Rimini, ha portato la stazione del treno dentro la fiera. Quindi sono delle scelte che si fanno a prescindere dai comitati del no e a prescindere dai colori, perché sono necessarie a questo Paese. Invece la Pedemontana, piuttosto che qualsiasi altra opera, qualsiasi altra progetto di finanza che andremo forse a mai a realizzare, nel momento in cui si partirà, ci sarà la mattina dopo il comitato del no che dice che è uno sfregio del paesaggio, del territorio. Allora bisogna essere coerenti, o si vuole avere le macchine a casa e fare i treni, o se no bisogna dire non facciamo niente perché siamo contro a tutto. Certo. Però quando è partito questo progetto il comitato del no non c'era. Oddio, non lo so, nel 90 non lo so, so che oggi qualsiasi cosa che si vada a progettare dal punto di vista infrastrutturale ha nelle migliori delle ipotesi un comitato che dice no. Il potere sta sul no. No, ma non è un potere, bisognerebbe riuscire a trovare, è molto difficile perché poi la politica dovrebbe tentare di fare questo, ma su alcune opere infrastrutturali che vanno incontro anche alle esigenze dal punto di vista economico ma anche ambientale. Ma parliamo velocemente sul tratto di strada che si doveva fare Meolo-Jesolo. Dal punto di vista ambientale è meglio fare una strada che consuma suolo ma che non lascia milioni di macchine ferme che producono anidride carbonica e inquinamento, o bisogna continuare a lasciare 6 ore le macchine con l'aria condizionata che inquinano tutta la laguna di Venezia? Sono delle scelte da fare, ma non si può dire no, non vogliamo che la gente vada a Jesolo Cavallino. Ecco, su questo credo che sia un tema sul quale sarebbe interessante fare un bel confronto. Certo, e lo faremo. Allora andiamo un attimo in pubblicità e dopo facciamo rispondere Luigi Lazzaro a quello che ha appena detto il Presidente Calzavara. A tra poco.